Per la Chiesa Particolare di Chiavari il convegno diocesano è un momento di ripartenza comunitario nel segno della continuità con il cammino intrapreso e con lo sguardo rivolto ad un nuovo anno pastorale. Ai lavori, ospitati nella palestra del villaggio del ragazzo di San Salvatore, hanno contribuito numerosi partecipanti. Quest'anno la preghiera è stata introdotta dal coro diocesano, quindi l'intervento del vescovo Alberto Tanasini, che ha spiegato il significato di questo momento. Cominciarlo insieme vuol dire esprimere la comunione, l'unità che ci lega, sapere che tutti camminiamo in una direzione e vogliamo così poi continuare il nostro percorso nelle nostre comunità parrocchiali o di gruppo, di movimenti, di associazioni. Le linee pastorali per il nuovo anno prendono spunto dal Vangelo di Matteo e saranno declinate nei vari ambiti secondo le necessità e i progetti portati avanti da ogni singola comunità. La scelta intrapresa dalla diocesi è quella di ritornare alla parola di Dio attraverso un percorso di formazione. La parola di Dio è viva, il Vangelo parla a noi oggi, continua a parlare a noi oggi. È per questo che ci consente di guardare alla nostra vita quotidiana, a leggere il nostro tempo. Noi vogliamo imparare a leggere il nostro tempo nella luce della parola di Dio. La proposta della biblista Rosanna Virgili ha preso spunto da 5 parole: la roccia, il sale, il prossimo, la cura, la felicità, alle quali sono state collegate 5 azioni concrete che toccano diversi ambiti: etico, politico, evangelico, sociale ed umano. Il tutto in continuità con il lavoro sinodale svolto in diocesi, sfociati in alcune linee guida alle quali si sta dando attuazione. Questo rinnovato impegno a attuare il nostro cammino diocesano, quello delle linee pastorali, non dimentichiamolo.